questo è un evento collegato al progetto Interreg All for You, che vede la compartecipazione delle 3 regioni, Friuli Venezia Giulia, qualità di lead partner, Carinzia e Veneto. Io oggi devo esprimere, insomma, la mia soddisfazione per avervi qua in questo centro che è il frutto di un lavoro portato avanti negli anni da questo territorio, sia da parte della conferenza dei sindaci che da parte dell'azienda, e il mio compito oggi è quello appunto di darvi il benvenuto e di così moderare un attimo il corso dei lavori. Abbiamo un'agenda molto molto densa. La prima parte sarà dedicata alle azioni specifiche affidate dalla Regione del Veneto all'Associazione Comunità Giovanile Onlus di Conegliano, e la seconda parte, anche su una richiesta che è nata nel corso dei lavori collegati a questo progetto, andrà più a approfondire quella che è la realtà di rete delle politiche giovanili e della prevenzione, in particolare nei confronti dell'alcol e delle sostanze, che questo territorio ha negli anni sviluppato. Ecco. Io appunto rinnovo il mio ringraziamento, spero che la giornata sia di interesse per tutti, in particolare per le delegazioni di Friuli e Carinzia che vengono a visitare una realtà del tutto magari nuova per loro. E comincerei col passare la parola, insomma, alle autorità che oggi abbiamo presenti qui con noi, e per un saluto. E quindi comincio, diciamo, dal presidente dell'Associazione Comunità Giovanile, che appunto è stata incaricata dalla Regione del Veneto delle azioni collegate, Paolo Cosapiano. Buongiorno a tutti, grazie della partecipazione, soprattutto a tutte le autorità, e un ringraziamento soprattutto anche per la possibilità di partecipare a questo progetto che ci permette comunque di portare avanti un percorso che da anni in questo territorio portiamo avanti nei confronti dei giovani, e un ringraziamento particolare alla Regione del Veneto, all'azienda con cui si collabora e soprattutto con cui siamo un po' in condivisione anche all'interno di questo posto, dove si portano avanti tutte le attività per i ragazzini, per i ragazzi giovani di 15 a 24 anni. Ovviamente un ringraziamento alla conferenza dei sindaci che ha sempre sostenuto il nostro coinvolgimento nei vari progetti territoriali nei confronti sempre dei giovani, e soprattutto per questo progetto alle associazioni del territorio, all'associazione Tauna, alla cooperativa Insieme Si Può e a tutte le altre realtà che comunque al di là di questo progetto collaborano con noi, quindi siamo anche un po' i portavoce. E ovviamente alla Regione Carinzia che appunto partecipa, e alla Regione Friuli che partecipa con noi. Non mi dilungo, ringrazio tutti per la partecipazione e soprattutto buon lavoro. Grazie tanto. La dottoressa Durante, direttore dei servizi sociali, è un po' la padrona di casa di questa realtà. Ecco, io passerei la parola a lei per un saluto. Grazie all'assessore Sernagiotto per aver voluto costruire questo progetto in questa sede. Questa sede rappresenta per il nostro territorio il frutto di un lungo cammino. I cammini non sono facili, non si improvvisano, i cammini richiedono lavoro, costanza, pensiero, forza, innovatività, energia. Il progetto di questo territorio e di questo centro nasce nel lontano 2003 e nasce da un'idea molto forte che ha sempre maturato questo territorio, che per i giovani bisogna ripensare la nostra organizzazione dei servizi, che per acquisire maggiori risposte più serie nei confronti dei giovani, i servizi tra virgolette istituzionali devono cambiare pelle e devono tentare nuove strade.
Questo centro nasce dall'idea di distinguere il classico SERT da SERT adulti a SERT giovani, perché non basta l'attività ambulatoriale per agganciare i giovani, ma ci vogliono altri progetti, altre attività collaterali. Per fare questo abbiamo avuto sempre alleati molto forti nel privato sociale. La comunità giovanile ne è l'esempio, l'ente pubblico ha lavorato molto sulla regia del progetto, il privato sociale è sempre stato la spinta al cambiamento e all'innovatività, che ha trovato nel pubblico una risposta però sempre di disponibilità. Altro aspetto molto importante che noi siamo fieri in questo territorio di poter rappresentare è un territorio di amministrazioni comunali sempre molto sensibili al tema delle politiche giovanili e al tema del lavorare a favore dei giovani e a favore delle famiglie. Anche in questo momento in cui tutti stiamo parlando di spending review e quindi di riduzione di risorse, nel nostro territorio, ma sottolineerei nella Regione Veneto, le politiche giovanili hanno un'evidenza forte, non sono oggetto di taglio come dire lineare, così come ci sarebbe la tentazione oggi rispetto a questa tematica. Dobbiamo rendere più efficaci le nostre politiche a favore dei giovani, perché sappiamo che l'investimento sui giovani e sulle famiglie ci crea una possibilità futura concreta. Per poter però lavorare in rete con tutti i soggetti, e quindi abbiamo diversi, venivano ricordati prima l'operativa di comunità e la cooperativa Tauma, la cooperativa Insieme si può, ma altri soggetti che nel territorio operano, gli operatori di strada, bisogna, come dire, avere sempre attenzione alla rete. La rete non si improvvisa, la rete va curata costantemente, e questo è uno degli elementi importanti per il nostro territorio, cioè continuare a lavorare insieme per creare delle risposte idonee per i giovani. L'altro aspetto, e qui chiudo, che credo in questo momento vada sottolineato, è un forte sostegno alle famiglie. Oggi, se vogliamo cambiare le politiche, dobbiamo sostenere e, tra virgolette, lavorare sull'educazione delle famiglie. Questa è un'altra sfida che stiamo mettendo in campo e che a breve partirà in questo territorio, proprio di un lavoro molto preciso sull'educazione familiare, perché riteniamo che sia vincente su questa tematica. Grazie all'assessore Sernagiotto per aver voluto essere qui con noi. Ringrazio moltissimo l'assessore e il rappresentante della Carinzia per essere qui, e per noi è un onore avere soggetti istituzionali importanti di altri territori. Impareremo, credo, dalla Carinzia, come impareremo dal Friuli e dal Bellunese, dai nostri compagni di viaggio di Belluno, che hanno con noi fatto un'esperienza significativa su questo tema legato al consumo di alcol. La nostra terra vive anche grazie alla produzione del vino, perché questa è la terra del prosecco, e quindi è una ricchezza importante per noi questa risorsa, però dobbiamo educarci al bere responsabile e al bere in termini. Grazie. Ringraziamo la dottoressa Durante per il suo intervento, per il suo sostegno alle attività appunto portate avanti da questo centro e dalle associazioni del privato sociale che collaborano in questo settore. E giustamente la dottoressa ricordava il ruolo delle amministrazioni comunali rispetto a tutte le strategie messe in campo e realizzate nelle politiche giovanili e nella prevenzione di conseguenza anche delle sostanze. Quindi doverosamente, con piacere, passo la parola al Presidente della Conferenza dei Sindaci, nonché Sindaco di Vittorio Valle. Intanto un grazie, un buongiorno a tutti, un grazie all'assessore per aver scelto la comunità di Conegliano per questo importante progetto, un progetto che vede, io naturalmente
rappresento i 28 sindaci della nostra ULSS e sono onorato di rappresentare. Di rappresentare perché questo progetto nasce però dalle amministrazioni comunali sensibili per queste politiche giovanili, per questi disagi, per queste, diciamo, per queste problematiche che purtroppo coinvolgono la società moderna, e grazie a loro si è iniziato questo percorso che adesso vede, grazie a questo progetto Interreg, che coinvolgono 3 regioni, diciamo, importanti, ma sono simili, anche se Veneto, Friuli e Carinzia sono in realtà 3 regioni che hanno le stesse caratteristiche e le stesse anche problematiche, e avere, diciamo, questo progetto assieme, tra l'altro vede le nostre comunità, diciamo, le protagoniste, perché forse abbiamo iniziato prima, abbiamo avuto forse la sensibilità dei nostri operatori, assieme naturalmente ai vari assessori che si sono succeduti nelle nostre comunità, al di là del colore politico, hanno preso per mano questo progetto e l'hanno sempre via via portato avanti e migliorato. È chiaro che si migliora solo se ci sono poi delle persone come Paolo Cosapiano che credono in questo progetto e in prima persona si mettono a fare il capofila di queste esperienze, cioè dividere, diciamo, le problematiche e dividere nel senso che qua c'è una comunità per soli giovani, per i giovanissimi. Perché? Perché hanno una realtà diversa, quindi problematiche diverse, e aiutati in maniera, diciamo, differenziata porta a dei risultati eccezionali. Ma è chiaro che noi come amministratori dobbiamo ringraziare tutti quegli operatori, quei volontari che a vario titolo, a varia forma lavorano in queste comunità, perché queste comunità riescono a sopravvivere ed essere efficaci ed efficienti nell'obiettivo finale, proprio perché c'è questa sensibilità. E soprattutto non voglio così elogiare Paolo, ma Paolo è veramente una persona che riesce a coinvolgere anche chi magari non si sente interessato del problema, però alla fine tutti facciamo parte di questa comunità che è una piccola comunità ma in realtà è una grandissima comunità. Quindi bravo per aver capito e aver differenziato il problema, e questo progetto che la Regione Veneto porta avanti effettivamente entra nel merito, probabilmente i risultati saranno ancora migliori rispetto a questo. Naturalmente l'ULSS, la Regione Veneto, è stata la grande protagonista, diciamo, di questa politica diciamo, della comunità, perché la comunità non solo si permette di entrare nel merito cercando di risolvere il problema, ma assieme mette una serie di opportunità per inserire poi questi giovani nella società, che è, diciamo, il coronamento di questo progetto. Quindi si parte dal problema, si cerca di risolvere il problema, ma poi alla fine il giovane viene inserito, e molti giovani sono stati inseriti in maniera positiva, quindi complimenti per il tuo lavoro, ma grazie anche e complimenti alla Regione Veneto, come l'assessore Sernagiotto, per aver voluto e ha preso questa comunità come simbolo e come emblema, perché effettivamente hai avuto l'idea giusta di dividere questo grande problema, portando i giovanissimi, diciamo, a essere, diciamo così, tagliati in maniera diversa, un progetto fatto su misura, e questo dà veramente merito per la tua grande idea. Quindi grazie, complimenti, e naturalmente sempre a disposizione come sindaci. Che dire, evocato più volte, adesso io passerei la parola all'assessore regionale ai servizi sociali, Remo Sernagiotto, che ha sostenuto questo progetto, ma tante progettualità nell'area delle politiche giovanili e nell'area delle dipendenze,
e che io ho particolarmente piacere di avere qui oggi con noi. Assessore. Grazie Michela, non ascoltate Michela che è troppo buona nei miei confronti. Buongiorno a tutti, mi date un'occasione un po' particolare, ringrazio l'amico Sindaco Tony Darè, il direttore dei servizi sociali, che litighiamo molte volte insieme perché vogliamo il meglio di quello che possiamo dare. Saluto la Carinzia, non è presente Christian Rager, l'assessore che collabora moltissimo con noi. Non c'è l'assessore ma c'è il dirigente del Friuli. Tony, tu potresti dire prove tecniche, ma Carinzia, Friuli e Veneto insieme, ma è una cosa che noi ci teniamo. Che dire di Paolo Pusapiano? Io quando ho preso le deleghe, una responsabilità così, guardate, importante in un tempo così difficile, ho preso una serie di miei dirigenti, che qui saluto, il dottor Modolo e la dottoressa Trentina, ma soprattutto Michela, che gli ho detto raccontami un po', dico, ho la fortuna di essere astemio, non ho mai fatto uso di droghe nella mia vita, perciò ho vissuto quella stagione dell'eroina che conoscevamo, molto visibile nei parchi pubblici, cioè quel disagio totale. Oggi viviamo una condizione diversa, che qualche volta facciamo una vita sociale normale e invece viviamo dei disagi magari in un tempo ben definito che è il fine settimana o in altri momenti. E lì abbiamo guardato il modello che molti anni fa era stato costruito in Veneto. E poi lei mi dice ci sono delle iniziative che vanno oltre a questo, e una di queste è proprio quella di Paolo Pusapiano. Io sono venuto qui a vederlo, lui era vestito normale, poi quando è tornato dall'assessore si è vestito da festa, come diciamo noi veneti, ed era tutta un'altra cosa, era molto meglio quando era vestito normale, cioè nel senso è una persona così eccezionale che non sono i vestiti che ne determinano il suo fascino, il fascino determinato dal suo pensiero e dalla sua voglia di donarsi agli altri. Comincia una bella collaborazione, poi io trovo All for You nella prima parte, poi nella seconda vedo con attenzione il capofila Belluno che tenta attraverso gli opinion leader di costruire progetti non di recupero ma progetti di vita buona fin dall'inizio, che è l'obiettivo primario, è quello di evitare che vengono da Paolo Pusapiano, anche se sappiamo che sarà impossibile, perciò Paolo diventa importante. La divisione tra la cronicità, cioè il tempo lungo delle dipendenze di un tempo andato, e invece i giovani, che magari hanno un tempo molto breve ma devastante per le nuove droghe, per le molte, pensate il gioco d'azzardo, quanto sta complicando la vita ai veneti, mamme che mi scrivono, figli di 30 anni che hanno un lavoro normale, una vita, ma alla sera attorno a quelle macchinette passano il tempo e distruggono il loro portafoglio, quello dei loro familiari, oltre che la loro vita, perciò una sfida nuova. Abbiamo lavorato un anno, ringrazio Paolo, ringrazio Marcello Mazzo che non vedo qui e molti altri che sono i due che io avevo indicato insieme a Michela, e abbiamo approvato quella grande riforma che nel 2013 dovrà essere attuata, che divideremo le dipendenze sui due livelli, quelle giovanili, e divideremo quelle invece che abbiamo antica memoria, cioè quando uno è adulto. Troveremo le soluzioni per il gioco d'azzardo, troveremo le soluzioni, ma non vorremmo più continuare che uno entra in comunità e ha un tempo indefinito. Noi vorremmo un tempo ben definito e poi un secondo tempo che è l'impresa sociale, la fattoria sociale, cioè la transazione tra il periodo brutto, il periodo di recupero dopo che si è usciti sotto il profilo sanitario e psicologico, per arrivare alla buona vita. L'obiettivo è questo, ma oggi parliamo soprattutto di prevenzione. Vedete, io ho 3 deleghe, ho quella delle politiche sociali, che c'è dentro tutto, la disabilità, la non autosufficienza, il carcere, 1000 cose. Poi ho quella delle politiche giovanili. Tutte le volte che investiamo sulle politiche giovanili, un determinato mondo mi dice: ma perché dai i soldi mentre li devi dare per i disabili, devi dare... Io tento di spiegare che quei soldi dovrebbero avviare a una buona vita persone che potrebbero altrimenti essere avviate alla disabilità. Perché la disabilità può essere da nascita, si può acquisire per incidente, si può acquisire anche per una cattiva vita, per un tempo di una cattiva vita. Le droghe, l'alcol e tutto quello che sappiamo.
E allora è sempre difficile, perché la prima domanda che mi fanno i giornalisti che sono qui presenti: ma perché lei ha messo quasi 5 milioni per la progettualità delle politiche giovanili e non li dà, invece di parlare di copartecipazione sull'EA aggiuntivo, cioè vitto e trasporto ai CEOD e compagnia? Perché potremmo definire che anche i soldi che vanno per le imprese, per lo sviluppo, metterle tutte sulle politiche sociali. Le avremo per un anno, poi si fermerebbe la nostra organizzazione sociale, non ce ne sarebbe più per quelli che realmente ne hanno bisogno e non ci sarebbe più una società che produce ricchezza per ridistribuirla a chi ha bisogno, e soprattutto stimolare i giovani, che non saranno moltissimi nei prossimi 40 anni, perché sapete che finito il baby boom c'è stato un periodo che le mamme hanno scelto le carriere, guardo le molte signore, perciò hanno fatto un figlio e due, un figlio e tre, non hanno fatto i 4-5 figli del baby boom del post bellico 45, e perciò quelli dovranno supportare tutti quelli che diventeranno non autosufficienti, che saremo noi, allora sperando di vivere una vita lunga. Allora se non investiamo, se non produciamo ricchezza, non ci sarà ricchezza da dividere per nessuno. E allora la sfida della prevenzione, la sfida del recupero veloce, prendere presto quel ragazzo che ha un periodo che non sta nella retta via, prenderlo subito, trovare le buone soluzioni, la via del recupero attraverso sono piccoli, attraverso la scuola, l'istruzione, la formazione e il lavoro, e riprendere una buona vita, anzi essere protagonisti per gli altri, cioè per quelli che oggi potremmo definirci noi, quelli che avranno il bisogno un domani di queste poche braccia che dovranno produrre e lavorare per garantire quello che già abbiamo costruito, senza fare qualcosa di nuovo. Vedete, ognuno tenta in questa società per 30 anni, la società, ma soprattutto la cattivissima politica, che io sono stato uno degli attori, che così mi accuso in prima persona, ha tentato di comprare il consenso dando tutto a tutti, ma dalla disabilità, dalla non autosufficienza. Invece di progettare una buona domiciliarità per noi, abbiamo progettato una buona residenzialità per i gestori delle IPA, delle cooperative, di tutto quello, che è giusta anche quella parte, ma purtroppo non ce la faremo mai con le risorse a garantire tutti, passare dai 25.000 oggi sulle case di riposo ai 75.000 anziani oggi che hanno bisogno, nati nel 1915-1925, quelli quando cominceranno, quelli dal 46 al 64, a avere questi bisogni, perché saremo 400.000, 500.000, 600.000 per un periodo. Chi pagherà? Cioè i 500 milioni che oggi costano i 25.000 nelle case di riposo? Avremo i 3 miliardi per garantire tutti? Oggi che monti con la spending review, questi termini inglesi, che come dice qualcuno in dialetto si chiamano sparagnon, ma insomma molto più chiaro, ci taglia 140 milioni il prossimo anno. Come farà la mia amica Marisa Durante a far quadrare i conti? Quando non gli daremo più le risorse, perché noi non abbiamo una zecca. Il presidente Zaia, che io considero il più bravo presidente d'Italia, forse perché è il mio, ma perché ha la capacità di visione e il coraggio delle riforme, non ha una zecca dietro Palazzo Balbi, che va giù 2 ore, stampa il denaro e lo distribuisce. Non funziona così. Il denaro ci arriva dopo che noi mandiamo tanti miliardi a Roma, ce ne mandano 1/10 indietro, quelli sono le risorse. Potremmo litigare, potremmo fare manifestazioni, potremmo fare tantissime cose. Senza un disegno però non servono a nulla, perché oggi Monti ci spiega ogni giorno politiche che io non condivido, perché un governo che interviene sulla 104 come è intervenuto, che adesso è già tornato indietro, per fortuna vuol dire che non conosce la società italiana, che non conosce il sistema, che non conosce il modello, vuol dire che è un ragioniere mandato, un dottore in economia e commercio, mandato da Goldman Sachs a decidere che dobbiamo pagare le banche tedesche, le banche svizzere, le banche americane che sono creditrici allo Stato italiano, e la società non esiste, la società va munta fino al punto che la ridurremo alla povertà, però avrà pagato quei debiti con le banche loro e così saremo tutti più sereni e tranquilli. All'interno di questo noi dobbiamo cambiare la linea del governo, secondo me, però dobbiamo cambiare noi, perché non è tutto dovuto.
Quando io parlo di copartecipazione, l'altro ieri la dimostrazione alla presenza del sindaco d'Are su 12 associazioni, 11,5 erano con me, e ce n'è una che invece dice no, è un diritto universalistico, ci spetta tutto, e il figlio non è mio ma è della collettività. L'hai sentito questo ragionamento? Allora noi crediamo invece che quando abbiamo potuto mettere il LEA aggiuntivo, cioè il trasporto e il vitto, per uno che prende 50.000 euro all'anno e che ha un figlio, mettere 90 euro al mese non mi sembra di chiedere una esagerazione. Questo permette non solo ai 6.387 che oggi usufruiscono dei servizi, ma permette agli altri 6.000 di cominciare a entrare nel sistema dei servizi, perché non ci sono solo quelli, perché vedete, per fortuna anche un ragazzo disabile, un ragazzo Down non muore a 35 anni, ma muore a 65-70 oggi, perché è giusto, perché ha una vita, ognuno deve avere una vita. Allora tutto questo noi dobbiamo regolarlo a seconda delle capacità. Poi abbiamo i giovani, quelli che noi definiamo normali, che nella loro vita è ritornato l'alcol, quasi una moda, questo spritz, non ne bevono 2 o 3, ne bevono uno, ma hanno fatto bicchieri così grandi che vanno di moda, perciò è difficile anche capire quant'è il totale in mezzi litri, considerando il mezzo litro o il quarto veneto. Allora noi dobbiamo agire moltissimo su quel tema della prevenzione quasi portata all'estremo, quello che fanno gli amici capofila Belluno, che è qui presente, che poi vi spiegherà, cercando gli opinion leader, loro che determinano la buona vita ai stessi ragazzi, perché se lo raccontiamo noi, coi capelli bianchi, guardate, io ho un figlio di 18 anni adesso, ma 2 anni fa, tornando dal Vinitali, avevo scoperto il prosecco non alcolico, mi fermai venendo da Verona, io abito a Montebelluna, ad Asolo, che lui era con la sua scuola a vedere un teatro, un'opera al teatro di Asolo, e gli dico, tesoro, guarda, ho visto questo, perché non inventiamo, ci metto anche dei soldi, un cocktail analcolico che magari va di moda. E lui mi guarda e mi dice, papà, dice, si vede che non capisci niente, cioè noi giovani non ci capisci proprio, dice. Io, dice, adesso sono adulto, aveva 16 anni e questo mi ha rasserenato, ma dice 2 anni fa, 14, se non avevo lo spritz in mano non ero nessuno in piazza. Dico, perdono, mi ho sbagliato tutto, ecco, però vorremmo con forza, con tutti gli amici, con chi ha la competenza del recupero, con chi ha la grande competenza della prevenzione, che è quella strategica, facendoli sognare con quei bandi che stiamo aprendo, che ci stanno invidiando in tutta Italia, facendoli sognare, impegnati non ad andare a bere quegli spritz grandi, ma a casa a scrivere progetti sulla crea impresa, sull'opera prima, sul musicare un poeta del Novecento, sulla fabbrica della musica, delle parole, della voce, cioè sfidiamoli non solo sui distretti tradizionali, perché per troppo tempo il mio bellissimo Veneto, e vi porto via un po' di tempo perché ho molte cose da dirvi, il mio splendido Veneto ha avuto i distretti di tutto. Guardate, io sono figlio di quella generazione. Qui a Conegliano avevate il bianco come nessuna parte del mondo, le lavatrici, le lavastoviglie. Noi a Montebelluna le calzature sportive come nessuna parte del mondo. Nella Riviera del Vente, oltre a Felice Maniero, avevano anche la calzatura di classe come nessuna parte del mondo. Pensate a Treviso, il tessile, ma a Bassano la ceramica, l'oro a Vicenza, il comparto legato al primario, il vino, il prosecco tra Conegliano e Valdobbiadene. Pensate i frutti a Verona, non c'è parte del mondo dove si riproducono le nettarine, le mele e compagnia. Cioè, pensate ai parchi del Veronese, dal parco Sicurtà, dal parco di Gardela, cioè, strumenti. Gardela è la prima azienda in Veneto per dipendenti, tanto batte anche le ULSS singolarmente. Dobbiamo metterle tutte insieme per battere Gardela, per capire quanta forza. Perciò i ragazzi arrivavano al diploma, c'era già l'imprenditore che diceva al suo lavoratore, e diceva, ma tuo figlio ha compiuto 18 anni, ha finito che deve venire a lavorare. Tutto questo, siamo la seconda manifatturiera tuttora d'Europa, siamo battuti solo dalla Germania, però la stiamo perdendo. Ieri mi dicono di 3 aziende in provincia di Treviso che saltano, altri 400 lavoratori che non hanno lavoro, 150-160 suicidi negli ultimi 3 anni, cioè stiamo mettendo insieme una serie di performance negative
che nessuna parte del mondo le sta mettendo insieme così velocemente, perché solitamente i declini, se sono lunghi, pensate all'impero romano, non finisce con l'arrivo del nostro Signore, ma 400 anni dopo, insomma ha una lunga, poi cade completamente. Noi dobbiamo reagire per quanto riguarda l'impresa, per quanto riguarda la creatività dei giovani, cioè ristimolare la voglia di esserci, di partecipare, e l'anno scorso questi bandi così messi lì senza grandi cose, solo su Crea Impresa, cioè la voglia di fare l'imprenditore in Veneto è altissima, 330 progetti, quest'anno arriveremo a 3.000 perché abbiamo promosso in modo diverso. L'anno scorso eravamo degli apprendisti, che era il primo anno, quest'anno abbiamo fatto un lavoro profondo, perché è la sfida di poter partecipare, non di distrarsi in altre situazioni di sconforto, chiamiamolo così. No, la vita della costante legata al voler fare, a voler esserci per te e per gli altri. Non è sbagliato neanche fare per sé. Non vuol dire l'imprenditore è un egoista, non è così. Oggi vediamo cosa vuol dire l'impresa vera, quella privata, quella che si sostiene con i propri soldi, che conquista i mercati mondiali europei. L'impresa ha un valore sociale pari alla famiglia. Non c'è famiglia se non c'è lavoro e se non c'è impresa. Perciò è una sfida, guardate cari amici, talmente importante in questo tempo, una comunità che deve tornare. Quando studiavano come mai dalla povertà, dalla pellagra degli anni 60 siamo passati a un così forte sviluppo, era perché c'è stata una grande coesione sociale. E sapete quali sono stati gli elementi della grande coesione sociale? La famiglia, la chiesa e l'impresa. L'impresa no distante, l'imprenditore e l'operaio che giocano a scopa assieme, un rapporto diretto, si danno dei lei in azienda e si dicono un sacco di parole, perché solitamente sbaglia di più l'imprenditore, a giocare a scopa è più bravo l'operaio. Perciò la sfida è stata di questa grande coesione sociale che dobbiamo ritrovare, rinunciando tutti a qualcosa e non considerando che i privilegi acquisiti da una parte siano privilegi da difendere con le unghie e con i denti, perché questo porta al declino di tutto il sistema. E allora, giovani, e mi fermo, Paolo recupero, ma ti considero la parte di serie B. La parte di serie A è quella della prevenzione e di far sognare tutti i nostri ragazzi per far perdere il posto di lavoro a Paolo Bosapiano. Non ce la faremo mai, Paolo sarà preziosissimo, sarà strategico nel nostro modello, però il sistema della prevenzione, ho un po' di soldi che il mio dirigente Gallo, con un colpo di genio, io dico Gallo, è il più grande Doroteo al mondo, quando parla non lo capisco mai, e allora gli dico Francesco, dimmi con 2 parole, lui adesso in 2 anni è diventato il più bravo al mondo, e lui mi ha detto guarda che 200.000 euro le voglio per cercare opinion leader giovani su tutto il territorio veneto perché vadano a promuovere, sono i nostri riferimenti, le buone pratiche. Ci mettiamo insieme, pensate, questo l'ha voluto Francesco Gallo, non il folle Serragiotto, ma questa è la via. La prevenzione è al centro delle nostre politiche. Poi Paolo, realizziamo in quest'anno, tu sei uno di quelli che ha carta bianca per riorganizzarmi tutte le nostre comunità e sistema, Michela, Marcello che non vedo ma penso che abbia un problema se non sarebbe qui con noi. Puntiamo fortemente alle 2 vie, innovazione sulle comunità, e la tua è stata quella che ha dato il via, e grande prevenzione con tutti gli strumenti possibili per avviarli scuola, vita, lavoro, famiglia, cioè solo questa filiera garantirà i prossimi 40 anni che saranno certamente i più difficili per la nostra terra veneta, ma credo per tutta l'Europa. Grazie e perdonatemi se sono stato molto lungo. Grazie Assessore, grazie per la presenza e per il contributo, sempre molto stimolante. E purtroppo l'assessore del Friuli non poteva essere presente, quello della Carinzia doveva esserci ma si è ammalato, però abbiamo dei degni rappresentanti, ecco, per cui passerei la parola al dottor Francesco Piani. Che in effetti
molti anni ormai credo, no? Perché parliamo almeno di 4-5 anni di lavoro insieme, di collaborazione tra partner del Veneto, della Carinzia e del Friuli, hanno creato un sistema anche di relazioni, di conoscenze, di pratiche comuni, di esperienze comuni, eccetera, che sarebbe davvero un peccato perdere, ma credo che l'intuizione che allora ebbero l'assessore Cosic, che sfortunatamente non è ha dovuto per motivi di salute insomma lasciare l'incarico, ma l'assessore Sernagiotto, l'assessore Raghi, credo con l'intuizione di mettere insieme un po' i pezzi di queste 3 regioni che sono vicine anche per cultura, per esperienze, per flussi di persone, eccetera, sia stata un'intuizione importante. E l'assessore Ciriani è a Strasburgo, quindi ovviamente non poteva esserci. Credo che fino all'ultimo abbiano cercato di inviare un altro assessore, quello alla famiglia magari, ma poi anche lì era un problema, per cui insomma alla fine tocca a me questa veste che spero di assolvere nel modo migliore. Non posso parlare bene di Paolo Cosapiano perché non lo conosco, quindi io sono uno dei pochi che non può parlare bene. Posso parlare bene di Paolo Bello però che è un altro dei motori del progetto. Con il quale abbiamo collaborato nel primo progetto Interreg sul Adria 1. La giornata di oggi nasce da questa collaborazione, perché quando ci siamo trovati a Udine l'ultima volta ci siamo confrontati un po' con gli operatori vostri, con la Michela, l'Anna Conte, insomma un po' tutto il gruppettino di Interreg. Siamo detti, ma perché non andiamo a vedere, andiamo a fare una giornata proprio qui nella vostra comunità conegliano per capire bene, perché è un'esperienza effettivamente che noi non abbiamo, credo che anche la Carinzia non abbia, quindi l'idea era quella di avere questo scambio di informazioni, di conoscenze, eccetera, e quindi è nata la giornata di oggi. Devo dire che il progetto All for You, sia nella prima edizione, che il progetto Adria si chiamava veramente, ma anche questo progetto tenta di inserire delle esperienze innovative che vanno un po' nel senso di quello che l'assessore Sernagiotto ci diceva, cioè il fatto che se andiamo noi due a parlare ai ragazzi, quelli ci dicono vabbè, probabilmente anche si faccia la stessa domanda a mio figlio, quello che ha fatto, lei assessore ha la stessa risposta, per cui forse non. E quindi immaginare che siano i ragazzi che in qualche modo diventano i protagonisti anche del loro percorso abilitativo, di crescita, di cambiamento, eccetera. Per cui All for You prevede, è un po' diverso il Veneto rispetto a Friuli e Carinzia, ma sostanzialmente lo prevede lo sviluppo di una specie di piccola imprenditorialità giovanile legata ai ragazzi, ovviamente su temi sani e controllati, però con la libertà loro di svilupparla come vogliono. Friuli si svilupperà nel senso di dare alcuni bandi, fare alcuni bandi di 15.000 euro per gruppi di ragazzi anche non costituiti già in associazione, ma che si possono costituire, nel senso che un ragazzo di 18 anni basta che sia maggiorenne uno che firma e gli altri possono, ovviamente su un progetto che abbia senso proprio in questa logica di prevenzione tra pari, cioè i ragazzi stessi si inventano, fanno qualcosa, magari qualcosa che ci potrà anche non piacere, perché avranno dei linguaggi diversi, avranno dei modi di fare diversi, però l'idea è quella di immaginare, e ne siamo sicuri che ci siano anche tantissimi bravi ragazzi con voglia, in grado di spendersi su questi temi e sviluppare proprio a livello di territorio nelle sue più minime interazioni dei progetti che abbiano senso per le piccole comunità. Oltre a questo ci sarà anche questo studio di tipo più sociologico che andrà a vedere un po' le modalità, i partner di assunzione, ma non solo quello, anche le situazioni, le motivazioni, eccetera, nelle tre aree che sono la provincia di Udine, la provincia di Belluno Treviso e la Carinzia, in modo da poter avere un confronto anche tra le diverse realtà. Quello che è venuto fuori da Adria 1 è che c'è una sostanziale omogeneità, non poteva essere altrimenti, tra Veneto e Friuli. Qualche differenza per esempio l'abbiamo notata nei confronti della Carinzia.
parlavamo all'epoca di un accreditamento tra pari dei servizi oncologici delle 3 regioni, delle 3 aree. Grosso modo quello che veniva fuori è che in Carinzia sono molto più organizzati di noi rispetto agli strumenti, alle cose. Noi siamo più organizzati, invece abbiamo meno organizzazione ma più lavoro territoriale, più lavoro con le associazioni, eccetera. E quindi insomma qualcosa c'è. Io mi auguro che questo progetto vada avanti, abbia il successo che ci auguriamo, ma anche che porti delle considerazioni interessanti e utili per tutti noi. Noi non vogliamo che sia un progetto come io spesso dico, di turismo istituzionale, nel senso che andiamo tutti a vedere di l'altro, vediamo di qua andiamo a mangiare, andiamo a bere, poi alla fine andiamo a casa tutti contenti, ma deve essere per forza un progetto che invece dà senso e significato ai nostri servizi, alle nostre politiche, perché anch'io concordo molto con quello che diceva l'assessore Cesarnaggiotto, che qui il tema della prevenzione va affrontato in modo forte e invidio un po' la Regione Veneto, che è in grado anche di mettere cifre significative su questo tema, perché è abbastanza chiaro che se lasciamo invece al dopo cena, all'occasione, al fatto che ti chiamano una volta e tu ci vai però non sai neanche cosa vai a fare perché c'è una conferenza e quindi bisogna effettivamente anche qui fare un ragionamento molto serio. Noi avremo la settimana prossima a Trieste, 25, 26, 27, un grossissimo evento che è la conferenza delle regioni italiane sui problemi dell'alcol, dove ci saranno 11 sessioni, tra cui anche una proprio sulle pratiche di prevenzione. Abbiamo una grossa partecipazione del Veneto, perfino esagerata direi, sul tema della prevenzione, ma credo che se qualcuno ha qualcosa da dire è bene che la dica, ma però anche sull'alcol nell'adolescenza, tanto per rimanere sul tema di cui parliamo oggi, ma anche su quello dei servizi, per arrivare fino, se volete, all'alcol e gravidanza, perché anche qua poi è un tema un po' così che ce l'avevamo immaginato di poterci dimenticare, ma in realtà non è così. Anche il tema dell'alcol e dei trapianti, per esempio, anche qui ci sono dei problemi, trapiantiamo o non trapiantiamo, quelli che hanno un problema di fegato molto grave però anche bevono, punto di domanda, questa è una bella domanda, e anche alcol e guida, alcol e lavoro, insomma si dipanare in 11 sessioni. Io so che arrivo molto in ritardo, ma mi auguro che l'assessore Cesarnaggiotto una scappata la possa anche fare magari a Trieste, noi saremo molto contenti, anche perché l'amicizia che c'è, che si è stabilita, non so, ad altri livelli non lo so, ma certamente ai nostri livelli dei servizi sociali e sanitari, alle 3 assessorati, c'è dentro anche l'assessore Rager che saluto, nella persona della dottoressa Gassere, con cui ci lega un rapporto anche qui di lunga collaborazione. Credo che questa vicinanza, questi rapporti diano veramente senso e significato ai territori che molto spesso poi hanno queste integrazioni, queste mescolature un po' di persone e di territori che appunto ci consentono poi anche di trovarci, di riflettere su come andare avanti su questi temi. Certamente il fatto economico che diceva l'assessore, purtroppo no, lo sappiamo tutti. Io mi auguro che questa crisi porti ad una riflessione però vera sulle cose che bisogna fare davvero, perché forse tanto è vero quello che diceva, mi pare che dicesse un po' questo. Alcune cose forse vabbè, possiamo fare o non fare, cambia poco, alcune cose però le dobbiamo proprio fare. E su questo tema di oggi, della prevenzione dei giovani, credo che sia una società risparmia, ma su questo davvero ritengo che tra 40 anni non so dove siamo andati a finire. Comunque grazie, rinnovo i saluti del nostro assessore, spero che in una prossima occasione possa essere presente e niente, buon lavoro a tutti voi. Anche per questa luce sul progetto, sul senso del progetto, sul senso dell'intervento preventivo con i giovani, sul quale poi spero avremo modo di dibattere, perché anche chi lo guarda da un'angolazione come me di cura e riabilitazione, ovviamente un intervento precoce con i giovani anche a livello di cura è un intervento preventivo
della cronicità e delle problematiche dei costi anche sanitari e sociali e familiari e personali che questa cosa porta con sé, per cui la ringrazio. E ultima ma non ultima, ho il piacere di passare la parola alla dottoressa Gaschler della direzione 4 del sociale della Carinzia, che porta il saluto dell'assessore Raglia. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte eben in Vertretung unseres leider erkrankten Landesrates hier sprechen und hiermit auch seine Grüße überbringen. Wir freuen uns sehr und möchten uns sehr bedanken bei Frau Michaela Fretzer und natürlich auch bei Ihnen, Herr Landesrat, dass wir heute hier in Conegliano sein können, weil wir eben schon sehr viel auch von diesen Projekten hier gehört haben. Wir sind schon sehr gespannt und interessiert, was wir heute noch alles kennenlernen werden. Weil wir haben beispielsweise nächste Woche in Kärnten eine Sitzung des Suchtbeirates, wo wir genau über diese Fragen beraten werden und uns überlegen werden, wie wir suchterkrankte junge Menschen besser betreuen können, welche Möglichkeiten es noch gibt, auch neue Wege zu gehen. Und da werde ich sicher sehr gerne auch über Ihre Einrichtung hier in Conegliano berichten. Ja, okay. Buongiorno a tutti signore e signori, sono qui in rappresentanza dell'assessore della Carinzia Ragger, l'assessore al sociale che purtroppo è malato, e vi trasmetto i suoi saluti. Siamo contentissimi e vi ringraziamo per questo di poter essere presenti. Ringrazio l'assessore Serna Giotto e ringrazio la signora Michela Frezza per poter essere qui a Conegliano, perché avevamo sentito molto parlare dei progetti che vengono realizzati qui nella struttura di Conegliano e siamo già così curiosi di sapere cosa scopriremo oggi durante questa giornata. Un'informazione che vi volevo dare era la seguente, che la prossima settimana si terrà in Carinzia una sorta di consiglio sulle dipendenze, tradotto letteralmente, che affronterà queste tematiche legate alle dipendenze. Durante questo consiglio, durante questa conferenza, cercheremo di affrontare queste tematiche e di vedere come possono essere intrapresi nuove vie, nuovi cammini, come possono essere trovate nuove possibilità per il trattamento e la cura delle persone che hanno dipendenze. E sicuramente in quell'occasione riporterò quanto avrò appreso durante questa giornata odierna. Ich möchte das Veneto insbesondere zu zwei Entscheidungen ganz besonders beglückwünschen. Das eine ist, dass Sie eben beschlossen haben, nicht bei der Jugend zu sparen und dass Sie bereit sind, auch Geld zu investieren für Jugendprojekte. Und das nächste ist, dass Sie es geschafft haben, von der Ebene der Bürgermeister der Kommunen eine Verbindung zur Landesebene herzustellen und dass man gemeinsam an diese Problematik herangeht und gemeinsam eben präventive Arbeit leistet. Weil ich glaube, dass es nur so gehen kann, wenn wir auf verschiedensten Ebenen uns dieser Herausforderung stellen und einen Weg entwickeln, um eben jenen zu helfen, die diese Hilfe auch tatsächlich brauchen. Vorrei ringraziare la Regione Veneto per due decisioni che sono state prese. Innanzitutto quella di non risparmiare sui giovani e di investire nei progetti a favore dei giovani. Questa è la prima decisione. E la seconda decisione, questa capacità che avete avuto di trovare un vincolo tra i comuni e il livello regionale, la regione, perché insieme avete appunto deciso di affrontare i problemi e di concentrarvi sulla prevenzione. A mio avviso solo così le cose possono funzionare, ovvero se c'è una collaborazione tra i diversi livelli coinvolti, e soltanto in questo modo si può intraprendere quel cammino che può veramente aiutare le persone che hanno bisogno di aiuto. Und ich glaube, Herr Landesrat Serna-Giotto hat auch noch einen ganz wichtigen Punkt in seiner Rede herausgearbeitet, nämlich wie wichtig es ist, auch die Jugend selbst mit einzubeziehen. Und gerade das haben wir ja auch in dem Projekt All for You vor, dass wir die Jugendlichen selbst auch insofern mit einbeziehen, als wir glauben, dass diese auch Experten in eigener Sache sind. Wenn wir ihnen die richtigen Rahmenbedingungen geben, dann werden wir gemeinsam auch gute Projekte entwickeln. Insgesamt glaube ich ja, dass es gerade diese Zusammenarbeit in Interreg-Projekten auszeichnet, dass wir voneinander lernen können und gemeinsam eben neue Wege beschreiten.
L'assessore Sernagiotto ha toccato un punto molto importante nel suo contributo, nel suo discorso, ovvero il fatto dell'importanza di coinvolgere i giovani stessi, e questo è proprio uno degli obiettivi del presente progetto All for You. Credo che i giovani siano esperti loro stessi delle cose che riguardano appunto i giovani stessi, e se noi creiamo le condizioni quadro per questi giovani per agire in tal senso, a mio avviso riusciremo a realizzare un progetto buono, di successo e positivo. Credo che questa collaborazione nel quadro dei progetti Interreg serva proprio a questo, imparare gli uni dagli altri, e in questo modo riusciremo a intraprendere nuovi cammini per trovare appunto delle soluzioni nuove. Ich möchte zum Abschluss nur einen kleinen Einblick in unsere Bemühungen geben, auch gerade im Bereich der Prävention neue Ansätze zu finden. Wir haben in Kärnten das Kärntner Elterndiplom entwickelt, wo wir junge werdende Eltern bereits begleiten und in einigen Vorbereitungsterminen auf die Geburt und auf das Elternsein vorbereiten und dann aber auch auf die Herausforderung, die während der Kindererziehung entsteht. Wir glauben, dass wir auf diesem Weg, wenn wir ganz früh ansetzen, viele später entstehende Probleme verhindern können. Und wir hoffen, dass wir auch die finanziellen Mittel haben werden, um das auf ganz Kärnten ausdehnen zu können. Wir haben jetzt einige Pilotprojekte, werden aber jetzt Schritt für Schritt diese auch ausweiten. Concludendo, vi vorrei semplicemente dare un input su un'attività che abbiamo svolto in Carinzia e cosa facciamo in termini di prevenzione e che approcci utilizziamo. Abbiamo ideato una sorta di diploma per futuri o neogenitori, nel senso che abbiamo creato una sorta di, definiamolo corso, con una serie di appuntamenti per dei genitori, per futuri genitori, e li prepariamo quindi all'evento della nascita, all'evento di diventare genitori, e li prepariamo anche alle future sfide in termini di educazione dei loro figli. Credo che in questo modo potremo evitare veramente problemi che poi potrebbero risorgere in futuro. Speriamo di avere le risorse economiche per allargare questo progetto a tutta la regione. Finora si tratta di azioni pilota, di progetti pilota. Zum Abschluss bleibt mir nur zu sagen, dass ich mir wünsche, dass wir noch viele spannende Interreg-Projekte gemeinsam bearbeiten werden können und dass es eben diese Begegnungen in Freundschaft gibt, einmal in der einen, einmal in der anderen Region. Herzlichen Dank. Concludo auspicando che in futuro ci possano essere tanti altri progetti Interreg di collaborazione caratterizzati appunto da questa collaborazione amichevole, nel quadro della quale ci incontreremo una volta in una regione, una volta nell'altra regione. Grazie per la vostra attenzione.